Giovanni, ecco, volevo un suo commento. Lei, assessore al bilancio, amico di Enzo Caponnetto, ha seguito, diciamo, diverse trattative. Alla fine il gigante non ce l'ha fatta. Alessi non ha ritenuto per motivi suoi vari, per l'amor di Dio. Ecco, volevo un suo commento. La città perde anche questa squadra di calcio. Ma certamente la città perde questa squadra di calcio, o meglio, perde la possibilità che questa società iscriva la squadra di calcio al campionato di Serie D, di Lega Nazionale Dilettanti. È un epilogo triste, devo dire, perché bisogna sempre dare merito a chi ne ha, che probabilmente la fine anche della storia politica di Alfano coincide con la fine dell'Agragas, nel senso che alla fine noi non siamo riusciti, e da qualche anno già era in crisi questo rapporto, non siamo più riusciti a valorizzare quello che ci aveva messo a disposizione Angelo Alfano. Questo va detto, e nel momento in cui si prende atto della fine di una squadra bisogna anche dare merito a chi ne ha avuto. Certo, noi dobbiamo ovviamente provare a fare ogni cosa per restituire alla città l'Agragas, per cui l'Agragas esiste al di là delle società e delle compagini societarie che la compongono. Quindi io prenderò l'iniziativa insieme al sindaco di provare a mettere su una compagine che possa ripartire da un campionato dilettanti, ma comunque ripartire provando a dare una prospettiva a questa squadra. Di certo abbiamo perso, diciamo, un titolo, però probabilmente anche questo doveva essere, come dire, era un passaggio che doveva maturare, perché per come si erano sedimentate le questioni societarie in quella società, probabilmente non c'era spazio per andare oltre, quindi non bisogna avere rammarico oltre quello che è normale che si abbia in questi momenti, però dico, ci sono anche delle norme, delle regole che ci consentono di ripartire. Proveremo a ripartire dal campionato più alto possibile, ma che credo possa essere la promozione all'eccellenza, ma con una compagine che magari possa costruire un percorso così come quello che avevamo iniziato tanti anni fa e che poi diciamo, si è perso per un errore probabilmente di impostazione.